Buongiorno a tutti, intanto grazie di essere qui intervenuti a questo secondo incontro per quanto riguarda Vinea Forum. Nutrizione e resilienza del vigneto. Abbiamo creato questo nuovo format come Confdifesa TVB, che è un proseguimento di quello che è il forum fitoiatrico, e abbiamo saputo che c'era questa esigenza da parte degli operatori viticoli, no, del nostro territorio e quant'altro, per poter conoscere anche questa opportunità per mettere e agevolare al meglio quello che è la vita delle piante, in questo caso della viticoltura. E abbiamo qui presente il presidente di Confdifesa TVB, che ha voluto appunto che questo forum fosse e diventasse un appuntamento annuale a ridosso della Fiera di Santa Lucia. Ricordo a tutti che siamo in diretta streaming su Facebook e YouTube, e questa registrazione la si potrà vedere in qualsiasi giornata dei prossimi giorni e rivedere quindi le varie relazioni che saranno esposte in questa occasione. Io non mi dilungo di più, vi dico solo che il format è composto solitamente, allora in questa occasione da 6, dopo lo ripeterò, da 6 società che hanno aderito a questa iniziativa. Avranno 10 minuti cronometrati di tempo per esporre quelli che sono i loro prodotti nell'ambito appunto di quello che riguarda come corroboranti, biostimolanti e quant'altro. Naturalmente ci sarà la presentazione da parte del CREA, dato che è stata fatta insieme, no, come Confdifesa e il CREA di Conegliano come centro di ricerca, per proporre appunto queste novità, e saranno date delle indicazioni scientifiche sull'utilizzo di questi prodotti. Io do la parola al Presidente di Confdifesa per il saluto naturalmente dell'autorità. Grazie Fiorello, buongiorno a tutti. In primis un ringraziamento al nostro partner CREA, che comunque da sempre ormai si è consolidato questo rapporto di collaborazione su quelle che sono le iniziative che il Consorzio di Difesa sta portando avanti. Ringrazio oggi le aziende che hanno aderito a questo forum, a questo confronto, dove parleremo di alimentazione. Fiera Santa Lucia, la fiera storica, io dico sempre la fiera non è solo la fiera statica, ma la fiera deve anche parlare. Parlare per cosa? Parlare perché comunque la fiera deve anche informare. Oggi trovarsi insieme, dove comunque saranno così ben esposti e ci sarà questo confronto proprio sull'alimentazione. L'alimentazione è la base della vita, è una delle pratiche agronomiche prioritarie all'interno del nostro vigneto. Quando si parlava anni fa di alimentazione si parlava di sostanza organica, dopodiché c'è stata un'integrazione con la parte chimica. Oggi parliamo di fertilizzare, parliamo alla base di un equilibrio all'interno di un sistema alimentare. E da lì possiamo già decidere quella che sarà la vigoria della pianta, la resilienza della pianta, la resistenza della pianta alle fitopatie. Sappiamo ben bene, noi come Consorzio di Difesa stiamo cercando di mettere a disposizione tutti quei strumenti anche storici del sistema assicurativo ma anche mutualistico per difendere le piante da quelle che sono oggi purtroppo le avversità climatiche estreme, ma da quelle che sono anche purtroppo le mutazioni per quanto riguarda il clima, il sistema delle temperature e quanto altro. Quando la pianta va stressa ha bisogno di essere sostenuta. L'agricoltore deve sapere quando intervenire e come intervenire. Questa è una cosa importante, perché la fase della coltivazione ha un costo e il fatto di gestirla all'interno di un sistema vuol dire conoscere, vuol dire sapere. Noi per questo abbiamo voluto creare e consolidare questo incontro, questo rapporto proprio con questa fiera, per cercare di dare proprio da un confronto una risposta agli agricoltori che su questo tema hanno bisogno di sapere. Ecco,
Consorzio di Difesa si è impegnato e si sta impegnando nel cercare nel collaterale, come stiamo già facendo, di portare avanti una serie di iniziative atte comunque a dare ulteriori informazioni consolidate al nostro mondo agricolo. Come stiamo facendo il forum che stiamo facendo fitoiatrico, adesso faremo questo forum proprio sulla concimazione che è arrivato al secondo anno. Bene, io mi fermo qua per non togliere spazio ai relatori, vi ringrazio per la vostra presenza, ringrazio il CREA sempre disponibile e ringrazio oggi i relatori per la loro disponibilità. Grazie a tutti. Grazie Presidente Valerio Nadal, Presidente del Condifesa di Treviso Vicenza Belluno. Porto i saluti di Alberto Nadal, che è amministratore unico delle fiere, che naturalmente è impegnatissimo in questo momento, quindi però voleva portare anche lui i suoi saluti. Vediamo se riuscirà a fare magari un saltino così per vedere un po', di portare quella che è anche la sua presenza come rappresentante delle fiere di Santa Lucia. Allora, per andare avanti, ricordo sempre che siamo in diretta streaming, per andare avanti passiamo a quella che è la parte scientifica, quindi quella del CREA. È un... è qui, scusate. È un lavoro fatto, come si dice quando si suona il piano, a quattro mani, in questo caso, col dottor Patrick Marcuzzo e con Federica Gaiotti, la dottoressa Federica Gaiotti, quindi che ringrazio della loro collaborazione, sempre presenti, così come anche nella scorsa annata, nel primo incontro che abbiamo avuto, nel primo convegno che abbiamo avuto. Quindi la parte scientifica è quella che addetterà quello che è il tema della giornata. Poi invece le aziende e le società entreranno nei meriti di quelli che sono i loro prodotti da lanciare sul mercato o da utilizzarli al meglio. Quindi a lei, dottor Marcuzzi. Buongiorno a tutti, vi ringrazio per la presenza oggi qui, ringrazio naturalmente Fiere Santa Lucia e anche il Consorzio di Difesa Treviso per darci l'opportunità di raccontare un po' le nostre attività e anche quello che facciamo all'interno dei nostri laboratori, dei nostri uffici. Io inizio un po' la mia relazione, verterà su una presentazione in realtà della giornata e cercando di inquadrare un pochettino il tema dei biostimolanti e dei corroboranti in agricoltura. Inizio un po' da dove ci siamo lasciati l'anno scorso. L'anno scorso avevo iniziato la presentazione più o meno con questa slide. Non mi dilungherò, sarò veramente breve e conciso cercando di arrivare al dunque. European Green Deal, questo grande quadro normativo della comunità europea che poi si differenzia in 8 pilastri e quello che interessa maggiormente l'agricoltura è il Farm to Fork. È una normativa che, come sapete, avete sentito, magari viene rivista perché è abbastanza stringente, sembra a noi molto distante, ma se invece di dire European Green Deal, Farm to Fork, inizio a dire Mancozeb, dimetomorfo, insetticidi, capite bene che le restrizioni che ci vengono dall'alto con queste parole in realtà hanno un effetto per voi aziende molto diretto e anche molto marcato. Lo è anche per la nutrizione. Difatti quello che noi e quello che l'Europa ci chiede di spostarci verso quella che è una nutrizione il più sostenibile possibile, cercando di passare da un'idea di concezione tradizionale di quella che avevamo della nutrizione, dove magari prodotti, dosi e tempi erano indifferenziati nel tempo, verso un'idea di concezione di nutrizione di precisione, ovvero dove da un lato cerchiamo di ridurre gli input e al tempo stesso di aumentare quello che è l'efficienza di utilizzo dei nostri prodotti. Per farlo ci adoperiamo attraverso quattro diversi pilastri. Oggi magari ne affronteremo uno in particolare di questi ed è quello dei nuovi prodotti, i biostimolanti e i corroboranti. Le aziende che vi succederanno parleranno di queste due grandi categorie di prodotti e ve li presenterò in maniera brevemente, giusto per dare un quadro di quello che andremo a parlare poi. Innanzitutto i biostimolanti rientrano in una normativa ben regolamentata, è un regolamento dei fertilizzanti che poi si suddivide in 7 diversi grandi categorie funzionali di prodotto, dove i biostimolanti, microbici e non microbici, occupano una posizione ben precisa. Non sono dei fertilizzanti in senso stretto, perché non apportano nutrienti diretti,
ma sempre prendendo dalla norma, il biostimolante hanno la funzione di stimolare i processi nutrizionali delle piante migliorando efficienza dell'uso dei nutrienti, tolleranza allo stress biotico e le caratteristiche qualitative. Anche disponibilità di nutrienti del suolo, ma in realtà oggi ci focalizzeremo soprattutto sui primi 3 aspetti. Come fanno? Hanno diversi meccanismi di azione, possono interagire con i sistemi enzimatici della pianta, quindi con la fisiologia direttamente della pianta, modulando anche l'espressione genica e quindi in qualche maniera anche modulando quella che è appunto la risposta della pianta e naturalmente anche sviluppando delle sinergie tra la pianta e i microrganismi benefici, e di questo magari, di tutti questi aspetti, ve ne darà ampia documentazione alle aziende che ci seguiranno. A differenza dei biostimolanti, parleremo anche di corroboranti nella giornata di oggi, che a differenza dei primi sono dei prodotti che potenziano la resistenza delle piante verso gli stress abiotici e che attivano meccanismi naturali di difesa. A differenza dei precedenti, sono materie prime di origine naturali, hanno un processo produttivo che è compatibile con i principi dell'agricoltura biologica e non derivano da organismi geneticamente modificati. Come agiscono? Hanno 3 linee di azione: l'effetto indiretto perché stimola la difesa naturale, l'effetto diretto perché crea di fatto una protezione sulla pianta tra quello che è creando la barriera naturale sulla superficie delle foglie e dei frutti, oppure alterano delle condizioni di crescita dei patogeni, magari alterano il pH e quindi evitano magari l'ingresso di organismi desiderati. Hanno anche la funzione, e oggi lo vedremo, di supportare la fisiologia della pianta, quindi rafforzano la struttura cellulare e favoriscono magari lo stress, la resistenza e la tolleranza degli stress ambientali. Qui ho fatto un elenco di quello che andremo a vedere oggi, li ho messi in ordine dalla A alla 7, queste diverse linee indicano i 6 diverse aziende che vi succederanno. Questa nazurina è il prodotto corroborante, tutti gli altri sono prodotti biostimolanti. Inizieremo quindi da 2 prodotti estratti di lievito che hanno un effetto sulle uve e sui parametri vegeto-produttivi. Un altro è stato lievito che invece ha un interesse sulla fisiologia della pianta, sugli stress abiotici, idrolizzati vegetali che agiscono sul metabolismo secondario, in particolare quando intendo metabolismo secondario intendo polifenoli e aromi, a seconda che si tratti bacca bianca, bacca rossa o bacca bianca. Un prodotto a base di batteri selezionati che entrano in simbiosi con la pianta e diventano poi fonte di azoto per la pianta. Prodotti a base di idrolizzati vegetali e animali che hanno effetti sul metabolismo primario e secondario, quindi primario zuccheri e acidità, secondario aromi e colore. Infine idrolizzati a base di erba medica di alghe che hanno effetti sul metabolismo secondario, che sono anche produttori di antiossidanti che quindi in qualche maniera aiutano a superare quelli che sono gli stress abiotici. Io li ho elencati velocemente qui, ma poi chi mi succederà ci racconterà meglio nel dettaglio la funzione che hanno i loro prodotti commerciali. Se da un lato, vedete, abbiamo capito che ciò che presenteremo oggi fa parte di 2 grandi macro categorie di prodotti, hanno, come vedete, una matrice di estrazione diversa e anche un effetto diverso sulla pianta. Se c'è una cosa che li accomuna tutti i 6 oggi, è la loro modalità di applicazioni. Oggi parleremo solamente di prodotti la cui modalità di applicazione è una modalità di applicazione fogliare e che non ha influenza sulla resistenza o un controllo nei confronti degli stress biotici, quindi dei patogeni. Quindi velocemente vi ricordo un pochettino quali sono i processi come la pianta fa a recepire questi prodotti, quindi i prodotti che vengono prima depositati sulla superficie della pianta, poi una traslocazione, una diffusione all'interno della pianta attraverso la cuticola e a volte anche attraverso gli stomi, una diffusione all'interno dell'intera lamina fogliare, poi attraverso il trasporto floematico questi prodotti magari si dirigono verso gli organi target della pianta. Perché fogliare? Perché abbiamo deciso di iniziare dalla foglia? Abbiamo deciso di iniziare dalla foglia perché ha una serie di vantaggi la nutrizione fogliare che li ho elencati qui, riesce ad assecondare dei picchi di necessità nutritiva della pianta, sopperisce magari la necessità di alcuni microelementi, sopperisce anche la difficoltà di assorbimento radicale dovuta a condizioni magari di stress idrico o viceversa di eccessi
idrici, quindi la manutenzione fogliare può rappresentare un modo per bypassare queste difficoltà oggettive. Evita gli sprechi per dissipazione, stimola, l'abbiamo già detto, il metabolismo primario e secondario, e in ultimo, ma sicuramente non meno importante, la possibilità di utilizzare questi prodotti magari concomitante a quella della difesa antiparassitaria, e quindi agevola, e non di poco, e anche in maniera sia logistica che economica, le operazioni che voi come aziende andrete a fare direttamente in campo. Non ultimo, questi prodotti, come ho detto e ricordato all'inizio, sono dei prodotti biostimolanti, quindi non apportano nutrienti, non apportano grandi quantità di nutrienti, ma stimolano la pianta. Quindi è fondamentale che ogni prodotto biostimolante abbia il corretto dosaggio e soprattutto la corretta tempistica in funzione di quelle che sono, da un lato, le reali necessità della pianta in quel determinato momento fisiologico. Quindi più rispetto ad altre applicazione, e poi io credo che le aziende ne renderanno conto, è fondamentale che questi prodotti vengano dati nei tempi e nei modi e nelle quantità corrette. Io con questo ho chiuso perché voglio lasciare tempo alle aziende. Lancio solo una comunicazione di servizio, quindi una cosa un po' all'altro di questo convegno. Vi faccio un po' di pubblicità, mi scusa Fiorello, ma come CREA abbiamo 2 progetti di ricerca che vi voglio raccontare, siccome ne abbiamo più di 2 in realtà, ma questi 2 hanno una scadenza breve, a gennaio del prossimo anno, può interessare anche qualcuno che è in platea. Il primo è un finanziamento regionale, il secondo è un finanziamento europeo, un bando Interreg Central Europe. Questi sono finanziamenti regionali. Se non fate i timidi, inquadrate questi 2 quote, vi rimanderanno a, nel caso del progetto di sinistra al progetto terzistra.fd, che vi chiedo un vostro aiuto a compilare questo breve questionario in forma anonima e della durata di 5 minuti, che ci aiuta a conoscere quelli che sono i punti di forza e i punti di debolezza di 2 importanti attori della viticoltura odierna: da un lato le aziende viticole, dall'altro le aziende di contoterzismo. Vogliamo cercare di capire quali sono eventuali punti di debolezza o di forza di queste 2 società, per far sì che di questi 2 attori del settore vitivinicolo, per poi costruire un progetto di ricerca che miri proprio ad andare a colmare quelle che sono le lacune di questa sinergia che si sta vedendo creare, che è sempre più importante nel nostro settore. Quindi un breve questionario, e se ci aiutate a compilarlo. A destra invece vi propongo una proposta di tirocinio di 3 mesi parzialmente retribuito, rivolto a dei studenti, a neodiplomati, laureati o anche appena laureati, che magari hanno la possibilità di di venire a contatto con le nostre strutture e quindi di focalizzarsi su quello che è il tema della irrigazione di precisione, sia presso i nostri laboratori sia presso un'azienda terza con la quale collaboriamo, che ci permette, che sviluppa delle tecnologie per il risparmio idrico. Quindi una scadenza del 25-26 di gennaio di quest'anno, e diffondete per chiunque possa essere interessato a questa iniziativa. Io con questo ho chiuso. Ringrazio naturalmente il dottor Patrick Marcuzzo e la dottoressa anche Federica Gaiotti, ovviamente, perché hanno detto che il lavoro è stato svolto insieme, quindi è giusto riconoscere anche questa attività, le opportune ulteriori opportunità date per questi studi che sono stati espressi appunto dal dottor Marcuzzo. Ovviamente in diretta streaming hanno registrato tutti i presenti in questa diretta e quindi possono benissimo beneficiare anche di questi ulteriori parametri di opportunità. Grazie ancora a voi. Adesso entriamo un po' nel vivo. Abbiamo visto però dal dottor Marcuzzo quante opportunità ci sono e che cambi ci sono stati nell'evoluzione. Quello che diceva prima il presidente Valerio Nadal, siamo partiti fino a poco tempo fa con l'utilizzo del letame, lo posso dire in dialetto, la grassa, dalle nostre parti, però siamo arrivati appunto a opportunità molto maggiori, molto più ampie, sfruttando tutti quelli che sono i canali e le conoscenze scientifiche da parte della fisiologia della pianta stessa. Allora, aspetto, effettivamente, altrimenti sono io che fa più di 10 minuti, che non è giusto. Vi ricordo che la successione delle varie società
che sono 6 che hanno aderito a questo secondo convegno, la Vason Group che adesso è presente, l'Aleman Enology, AIFA Italia, la Corteva, Eno France Italia e la Calos. Questa sarà l'associazione. 10 minuti a testa, non di più assolutamente, altrimenti sarebbe quasi da maleducato, però devo naturalmente interromperli. Adesso interviene Gianmaria Zanella, no? Che è più preposto all'enologia, quello che dicevi prima, e poi invece continuerà il suo collega Andrea Caputo per quello che riguarda il loro intervento, sempre come enologica. A voi. Grazie mille. Sono Gianmaria Zanella, responsabile ricerca e sviluppo di Vason Group, e appunto oggi con Andrea Caputo cercheremo di spiegarvi quello che è la nostra gamma X-Plant. Vason Group è un'azienda che nasce 65 anni fa, ma più che altro è conosciuta in ambito enologico. È un'azienda di Verona, familiare, molto conosciuta in enologia. Ci stiamo approcciando appunto a tutta la parte di viticoltura, portando avanti con diversi enti di ricerca da 4-5 anni a questa parte quello che è il nostro know-how sui derivati di lievito, grazie a un brevetto che abbiamo sui derivati di lievito a livello internazionale. Rubo il tuo tempo e lascio la parola ad Andrea, che appunto ha seguito tutto da 4 anni a questa parte, questa ricerca, e quindi chi meglio di lui che può spiegarvi. Buongiorno a tutti, sono Andrea Caputo e sono qua oggi per parlarvi della linea X-Plant. Questi prodotti nascono e hanno l'obiettivo di mitigare gli effetti negativi del cambiamento climatico, e in particolare per quello che riguarda il disaccoppiamento tra la maturità fenolica delle uve e la maturità tecnologica, e ovviamente aumentare il potenziale qualitativo delle uve. I prodotti della linea X-Plant appunto si suddividono tra X-Plant Red, indicato per uva bacca rossa, e X-Plant White, indicato per uva bacca bianca. Il protocollo di applicazione che abbiamo definito in questi anni, a seguito di 5 anni di sperimentazione con il CREA, prevede 2 applicazioni all'anno per il prodotto X-Plant Red della dose di 1 kg ettaro. Il primo trattamento tendenzialmente ha inizio in vaiatura, circa il 5-10% delle bacche invaiate, e il secondo trattamento 10-15 giorni dopo il primo trattamento. Per X-Plant White il dosaggio ettaro è sempre il medesimo, suddiviso in 3 trattamenti. Primo trattamento nella fase di inizio invaiatura, il secondo trattamento a inizio invaiatura, pre-invaiatura e inizio invaiatura, mentre il terzo trattamento circa 10-12 giorni dopo il secondo trattamento. Come già accennato dal mio collega, i prodotti X-Plant Red e X-Plant White nascono da un processo innovativo brevettato da Vason Group, e questo processo innovativo li rende, diciamo, differenti da altri analoghi presenti sul mercato. Ovviamente il processo produttivo brevettato ci consente di mantenere una maggiore integrità strutturale delle cellule di lievito e di conseguenza dei prodotti, dei componenti organici biologicamente attivi. Inoltre ci consente anche di avere una maggiore stabilità e conservabilità del tempo. Abbiamo visto fin dalle prime prove come proprio grazie alle caratteristiche che vi ho appena detto i prodotti hanno presentato un elevato effetto stimolante per quanto riguarda i metaboliti secondari, in particolare per i composti fenolici e gli aromi varietali. Quindi perché scegliere i prodotti della linea X-Plant? Sicuramente perché hanno un effetto nel migliorare la maturità delle uve a bacca rossa, maturità fenolica delle uve a bacca rossa e anche a bacca bianca, migliorare la maturità aromatica e il potenziale aromatico delle uve, hanno un'influenza positiva su quello che riguarda i parametri vegetoproduttivi e inoltre ci consentono di mantenere e preservare una maggiore integrità delle uve durante la maturazione, oltre ad avere anche una maggiore protezione. Tutto questo cosa ci consente? Ci consente di ottenere vini con un maggiore potenziale qualitativo, una maggiore gradevolezza gustativa e un equilibrio complessivo. Brevemente adesso vi farò vedere alcuni risultati che abbiamo ottenuto durante questi 5 anni di sperimentazione. Prima slide su quanto riguarda l'incremento della maturità fenolica delle uve. Abbiamo fatto diverse prove su Corvina Veronese nella zona del Bardolino e anche in Valpolicella. Qui potete vedere come la tesi trattata
meglio il trattamento con Xplant Red ha consentito di incrementare in maniera statisticamente significativa il contenuto sia di antociani totali che di polifenoli totali delle uve. Sempre su Corvigna Veronese, annata 2023, zona del Bardolino e zona della Valpolicella, anche in questo caso incremento statisticamente significativo del contenuto di antociani totali e polifenoli totali delle uve. Ancora per quanto riguarda la maturità fenolica delle uve, il caso del Merlot vigneto sperimentale posizionato in provincia di Treviso, annata 2024 e annata 2023, come potete vedere in entrambi i casi, in entrambe le annate, abbiamo riscontrato un incremento statisticamente significativo del contenuto di antociani totali e polifenoli totali delle uve per la tesi sottoposta al trattamento con Xplant. Merlot, annata 2022, queste sono delle prove svolte in collaborazione con Imprea, dove è stato testato il prodotto Xplant Red con 2 epoche differenti di applicazione in confronto a un testimone non trattato e a un altro formulato commerciale. Potete vedere in questo caso che entrambe le 2 applicazioni di Xplant Red hanno consentito di ottenere un incremento statisticamente significativo del contenuto di antociani totali nelle uve, sia rispetto al testimone non trattato sia rispetto all'altro formulato commerciale provato. Stesso trend riscontrato per il contenuto di flavonoidi totali nelle uve. Ovviamente questo comporta, come già accennato, un incremento dell'intensità colorante dei vini, oltre ad avere una stringenza più bilanciata e una riduzione delle note amare o erbacee derivanti da una non corretta maturità fenolica delle uve, come penso abbiate riscontrato nelle ultime annate, diciamo, dove il cambiamento climatico si è fatto sentire in maniera, come dire, prepotente, mettiamola così. Per quanto riguarda l'incremento di precursori aromatici, prova di Sauvignon Blanc zona Colliro, in questo caso sia annata 2024 che 2023 stesso vigneto, abbiamo riscontrato un incremento statisticamente significativo del contenuto di precursori tiolici, in particolare il precursore cisteinico del 3-mercapto esanolo. Pinot Grigio, annata 2024, anche in questo caso un incremento statisticamente significativo di quelli che sono i precursori benzenoidici delle uve a favore del testimone trattato. Sotto vi ho riportato alcuni dei precursori che abbiamo rilevato come differenti e statisticamente significativi. Sempre Pinot Grigio annata 2024, anche in questo caso, sempre in questa prova abbiamo riscontrato anche un incremento statisticamente significativo di precursori terpenici delle uve responsabili delle note floreali dei vini. Uguale, sempre Pinot Grigio, abbiamo riscontrato anche un incremento statisticamente significativo di alcuni composti aromatici liberi responsabili delle note floreali e fruttate delle uve con il trattamento con Xplant White. In questo caso ad esempio ossido di rosa, ossido di linalolo, responsabili di aromi floreali, e alfa-ione, che è una classe appartenente ai composti non isoprenodici. Sempre Pinot Grigio annata 2022, questi sono i risultati di un paio di microvinificazioni effettuate. Ovviamente sui vini ottenuti da microvinificazioni con uve sottoposte al trattamento con Xplant White abbiamo notato un incremento statisticamente significativo di acetati a note fruttate, in particolare acetato di isoamile e acetato di esile. Per concludere, per quanto riguarda l'influenza che i prodotti Xplant White e Xplant Red hanno dato su varietà sia vacca bianca che vacca rossa, in questi anni abbiamo notato un incremento statisticamente significativo del peso medio del grappolo, sia per un fattore di stimolo a una maggiore distensione cellulare, sia per un fattore, come vi accennavo prima, di bioprotezione e come dire, una maggiore integrità della struttura dell'acino e quindi a livello analitico un maggior peso medio del grappolo alla vendita. Sauvignon Blanc, sempre zona Collio, vedete in 3 annate differenti che la tesi trattata ha dato un incremento statisticamente significativo del contenuto del peso medio del grappolo finale alla vendita. Garganega, anche in questo caso, tesi trattata con Xplant White, ha dato un incremento statisticamente significativo, sia annata 2024 che annata 2022. Stesso discorso per quanto riguarda Corvina Veronese, nella zona del Bardolino, 3 differenti annate 22, 23 e 24, incremento statisticamente significativo del peso medio del grappolo.
Ho voluto riportare i risultati di queste 3 annate perché per noi sono molto significativi, in quanto, come accennato prima, sono state 3 annate caratterizzate da condizioni climatiche totalmente differenti e allo stesso tempo a mio avviso anche preoccupanti per quanto riguarda sia la fisiologia della vite che di conseguenza anche la maturazione dell'uva e la qualità del prodotto finale. Io vi ringrazio per l'attenzione, ci sarebbero tantissime altre cose da dire su questa ricerca che ormai va avanti da 5 anni e quindi per qualsiasi informazione potete contattare il dottor Zanella per avere appunto informazioni sia a livello commerciale che ulteriori informazioni a livello di risultati ottenuti. Vi ringrazio per l'attenzione. Ringrazio il dottor Caputo anche per il tempo, naturalmente anche il dottor Zanella, quindi ringrazio naturalmente la loro società, intanto di aver fatto parte di questo incontro, quindi l'enologica, anche per i tempi e ciò che è stato esposto. Ho usato sempre 2 istogrammi e un altro più basso, quindi siamo andati avanti così. No, vi ringrazio ancora. L'azienda, la società L'Aleman, invece, adesso con il dottor Fabrizio Battista. Sì, voi potete scendere, anzi potrei chiamare anche in modo da far velocizzare un po' gli interventi Enrico Mantovani, così tanto puoi sederti qui e prendere. Scusami. Allora, il dottor Fabrizio Battista, l'Aleman, vediamo cosa ci propone di buono in questo incontro come società. Ok, buongiorno a tutti, sono Fabrizio Battista, mi occupo di ricerca e sviluppo per l'Allemand per le applicazioni viticole. E qui trovate anche poi i miei riferimenti. Giusto molto brevemente per introdurre che cosa fa e che cos'è l'Allemand. L'Allemand è un'azienda storica che produce lieviti, batteri, funghi, chitosano e loro derivati per tantissime applicazioni, dal settore alimentare ovviamente quello enologico, il più conosciuto in Italia sicuramente, e poi anche per delle applicazioni diciamo più viticole. Vi porto qui un attimo quella che è la nostra storia, soprattutto con un focus su quelle che sono l'inizio del nostro progetto dedicato alla viticoltura. Parliamo ormai di un progetto che è partito 20 anni fa, quasi, siamo dal 2006, con questo progetto di ricerca per delle applicazioni viticole, che poi ha portato una decina d'anni fa alla messa a punto di 2 prodotti, Aroma e Mature, e poi nell'ultimo periodo di altri prodotti che si chiamano Resilience, Prohydro, adesso li vedremo un po' più nel dettaglio. La cosa che ci interessa molto sottolineare è che tutte le conoscenze, tutti i dati anche che vi presenterò io in questo brevissimo intervento sono frutto di ricerche indipendenti, non di l'Allemand, ma fatte da gruppi di ricerca e dai migliori gruppi di ricerca in tutto il mondo. In Italia ovviamente ne abbiamo moltissimi, ma anche in tutto il mondo, e addirittura una delle primissime pubblicazioni che è uscita è stata pubblicata su Nature Scientific Report, che spiega proprio il meccanismo di funzionamento di questi derivati di lievito a livello fogliare. Quindi comunque c'è solidità scientifica, c'è conoscenza di base, ricerca di base per poi arrivare a delle applicazioni in campo di un certo tipo e a garantire al viticoltore dei risultati tangibili. Brevemente vi elenco semplicemente i nomi, qui potete poi anche leggere brevemente quali sono i principali obiettivi. Ovviamente Aroma e Mature sono i nostri 2 prodotti di riferimento che stimolano la maturazione aromatica e la maturazione fenolica, quindi avere anche diciamo, essere un punto di riferimento sul mercato per queste 2 applicazioni. Abbiamo poi invece dei prodotti che vanno a lavorare proprio su quello che è la protezione dagli stress abiotici della pianta, stress idrico, stress termico, e aiutare sostanzialmente il benessere della pianta. Significa poi anche avere qualcosa che diminuisce la suscettibilità nei confronti di tutte quelle avversità climatiche, alte e basse temperature che possiamo vivere durante le annate. E infine, giusto per citarvelo, ma non è questo il focus di oggi, è un altro prodotto che lavora su quella che è diciamo, la protezione da marciume acido e botrite. Ci concentreremo in questa brevissima presentazione solamente su questi due prodotti. E giusto
Questo per contestualizzare un attimo quello di cui stiamo parlando. Questa è una slide che mi ha concesso il dottor Rec di Veneto Agricoltura, che ha presentato poche settimane fa, solo per dire di che cosa stiamo parlando. Queste sono le anomalie termiche, temperature più elevate rispetto alle medie storiche. Vedete, più è rosso, più la temperatura è stata elevata, la temperatura media, in questo caso, del mese. Ci ricordiamo tutti lo scorso anno, sì dai, è stata una primavera molto fredda, ecco, solo maggio è stato un mese in linea con la media. Tutti gli altri mesi sono stati più caldi, primavera, quindi febbraio-marzo c'erano cambiamenti molto precoci, e poi nella fase finale temperature molto elevate. E la cosa addirittura estrema, abbiamo avuto una sessantina di giorni consecutivi con temperature massime sopra i 30 gradi, quindi tutte situazioni che la pianta va in sofferenza. E questa è una situazione di Conegliano, quindi siamo qui in queste zone. Mi faceva piacere condividere quello di cui stiamo parlando. Nello specifico, le soluzioni che vi proponiamo sono resilience e aroma, che sono ovviamente ammesse in bio, sono 100% derivato di lievito, cioè non c'è nient'altro all'interno del prodotto che non sia derivato di lievito. Che cosa c'è quindi all'interno di questi prodotti? Aminoacidi, steroli, acidi grassi, tutti i composti che la pianta, come ha già detto il dottor Marcuzzo, è in grado di riconoscere a livello di superficie fogliare e di innescare delle risposte metaboliche specifiche. Quello che ha fatto l'Allemad è capire che diversi ceppi di lievito hanno un impatto diverso sul metabolismo della pianta. E nello specifico questo resilience che andiamo ad utilizzare a mezzo chilogrammo ettaro, ci tengo a sottolineare che è registrato come corroborante, tutto quello che è scritto in etichetta è quello che c'è all'interno del prodotto, e soprattutto nelle categorie biostimolanti e corroboranti bisogna fare molta attenzione all'etichetta e molta attenzione a quello che stiamo utilizzando nei nostri vigneti, perché l'utilizzatore è il responsabile tante volte di quello che poi va a mettere nel suo vigneto. Ci tengo molto a essere puntuale su questo aspetto. Dosaggio da mezzo chilogrammo ettaro che si utilizza ad applicazione fogliare. In questo caso specifico è stata fatta una prova condotta dall'Università di Piacenza, dal gruppo del professor Poni e nello specifico dal dottor Frioni dell'Università di Piacenza, dove è stato valutato l'impatto di questo resilience utilizzato per via fogliare. Quello che vediamo è un impatto sulla componente produttiva, ovvero la pianta ha resistito meglio agli stress, e questo che cosa ha comportato? Un peso medio dell'acido superiore, e dopo di conseguenza il peso medio dell'acido superiore vuol dire anche maggior peso del grappolo e maggior produzione per ceppo. Ovviamente questo è un risultato specifico. E anche a livello di composizione abbiamo visto un impatto molto importante, nel senso che abbiamo visto soprattutto un contenuto di zuccheri leggermente inferiore, ma la cosa molto importante è che abbiamo visto una preservazione di quella che è l'acidità totale dell'acido malico, che vedete essere più elevato, 3,45 contro 3,34, quindi una preservazione di tutto il profilo acidico ci indica che la pianta ha sofferto meno le situazioni di stress. Dal punto di vista fisiologico, ecco, questa è la conseguenza di che cosa? Vedete qui in verde il trattato con questo resilience, in bianco il controllo, e vedete che il trattamento consente alla pianta di mantenere un'attività fotosintetica durante dei periodi critici. Qui siamo 18 luglio, 12 agosto, queste sbarrette rosse qui ci indicano un periodo molto caldo con poche piogge. Vedete come le piante trattate abbiano mantenuto un'attività fotosintetica più elevata, quindi è un trattamento che evita i rallentamenti della pianta, evita quei blocchi di maturazione, quei blocchi fisiologici della pianta. Potenziale idrico fogliare, anche qui abbiamo visto come il trattamento sia riuscito a far sì che la pianta soffrisse meno la siccità, quindi poi abbiamo altri prodotti più specifici per la siccità, ma anche in questo caso il resilience fa sì che la pianta ne soffra meno, quindi potenziale idrico che risulta migliore nelle piante trattate rispetto al controllo, e questo è molto importante. E poi in ultima anche un effetto di termoregolazione, quindi temperatura dell'acido, temperatura della foglia, che risultano più basse nelle piante trattate rispetto al controllo. Quindi sappiamo che proteggersi dal cambiamento climatico è anche proteggersi dalle elevate temperature, e avere questo tipo di impatto sulla pianta a parità, se non addirittura con più acqua disponibile per la pianta all'interno dei suoi tessuti, quindi non sta consumando più acqua, ma sta termoregolando meglio, quindi questo è un aspetto veramente molto importante. Vengo a fare un accenno anche a quello che è l'albignaroma, proprio perché secondo me, parlando di varietà vacca bianca e anche di riallineamento di quella che è la maturazione aromatica con quella tecnologica, secondo noi è
2 applicazioni, le vedete qui ben schematizzate, inizio invaiatura, secondo intervento 8-14 giorni dopo, e andiamo a lavorare sui precursori aromatici varietali. Ve li presento soprattutto perché questa è una prova di 4 anni di dati su glera, fatte dal CREA di Conegliano, dal dottor Tommasi, che quindi non ha bisogno di presentazione per quanto riguarda la conoscenza di glera, e quello che viene fuori molto bene è un impatto positivo sulle principali categorie di precursori aromatici in tutte e 4 le annate. Impatto che poi abbiamo anche visto e valutato sui vini, che è risultato essere significativo, quindi non solo dal punto di vista compositivo vediamo il precursore aromatico in più, ma poi l'analisi organolettica, che poi è quello che interessa al viticoltore e al produttore, vediamo che il vino è risultato con un profilo più tipico, più varietale, più floreale, diciamo più fine, più elegante, e anche con una composizione più bilanciata. Questa è la cosa fondamentale. Altra prova fatta dal dottor Porro a San Michele all'Adige, questa in questo caso su Traminer, quindi una varietà più aromatica rispetto a glera. Qui vediamo 3 anni di dati, 17, 18, 19, quindi anche ancora una volta non dati l'Alle, ma dati della Fondazione Helmut Mark. Nessun impatto sulla produzione sull'accumulo di zuccheri con questo la Vignaroma, ma un impatto sui principali precursori tiolici, quindi quelli più legati alle note tropicali, e terpenici, quindi legati proprio alle sensazioni tipiche del Traminer, legate alle note più floreali. E ancora una volta siamo andati anche a fare la vinificazione comparative delle uve trattate rispetto alle uve non trattate, e vediamo ancora una volta come i vini da uve trattate risultassero più tipici, con note più tropicali, con maggior freschezza, maggiore acidità. Quindi ancora una volta un trattamento che si fa in vigneto per andare a lavorare sulla materia prima, uva, ma con l'obiettivo enologico. Questa è la cosa fondamentale. Concludo lasciandovi questo QR code per chi fosse interessato ad avere brochure, materiale informativo, semplicemente inquadrandolo, compilando il campo delle informazioni. Ci sono già delle informazioni che emergono da questo QR code, ma per avere del materiale più approfondito e anche le pubblicazioni originali da cui ho tratto i dati di questa presentazione, è sufficiente diciamo, lasciare un messaggio in questa pagina web. Grazie. Bravissimo. Grazie anche al dottor Battista con la sua società l'Allemande Enology. E adesso passiamo invece al dottor Mantovani, Enrico Mantovani di AIFA Italia. Anche lei 10 minuti, ma visto che qua ormai siete un cronometro vivente, vi ringrazio anche di questo. Prego. Allora, buonasera a tutti, ringrazio intanto Condifesa e CREA per averci ammesso a presentare i risultati dell'utilizzo di questo prodotto che questa sera voglio presentare. Io sono Enrico Mantovani, Field Marketing Manager, semplifichiamo, tecnico commerciale di AIFA Italia per il Veneto e il Friuli Venezia Giulia. Per prima cosa presento un attimo chi è AIFA Group. AIFA Group è una multinazionale israeliana con oltre 50 anni di esperienza nel settore della nutrizione delle piante. È stata fondata nel 1966, è una società solida con capitali anche stranieri, una multinazionale con 18 filiali nel mondo. La più recente è stata aperta quest'anno in India. Gestisce una complessa logistica fatta di terminal, miscelatori, blenders e diversi magazzini in tutto il mondo, una produzione di più di 400.000 tonnellate di potassio nitrato, che è il nostro prodotto principale per cui siamo conosciuti in tutto il mondo, impianti produttivi in Israele, Francia e Canada e un fatturato annuale di oltre 700 milioni di dollari. Questo era riferito al 2022. Ma qual è il nostro obiettivo e la nostra filosofia? È la ricerca dell'efficienza nutrizionale. Potete capire che dove è nata AIFA in Israele è una zona con delle difficoltà importanti per quanto riguarda la gestione delle piante, date dal clima, dato il clima desertico, e l'efficienza della nutrizione è basilare per garantire la crescita di queste piante e portarle a dei risultati ottimali. Quindi su cosa ci concentriamo principalmente noi di AIFA? Sulla fertilizazione, che è la bandiera che portiamo avanti da diversi anni, i concimi a rilascio controllato, concimi fogliari idrosolubili, concimi granulari a pronto effetto con potassio nitrato e ultimo, ma adesso andrò a spiegare per bene, i prodotti biostimolanti. I biostimolanti che noi abbiamo cominciato a sviluppare 4 anni fa, e il primo prodotto che abbiamo presentato è stato AIFA Steam Force.
iFasting Force è, noi lo definiamo un attivatore della crescita e della moltiplicazione cellulare composto totalmente da estratti vegetali. Quindi è un prodotto che viene estratto principalmente da grano, melograno, con dei processi che non ne alterano, che non vanno a alterare la qualità e lo rendono molto più disponibile per la pianta. Andiamo a vedere la carta identità di iFasting Force. iFasting Force ha il 3% di azoto totale che è totalmente organico, un'ottima percentuale di carbonio organico, ma la componente sulla quale volevo fare risaltare la vostra attenzione è quella degli amminoacidi totali. 15% di amminoacidi totali e il 10% di amminoacidi liberi levogiri. Oltre a questi abbiamo mannitolo, betaine, citochinine ed auxine che vanno a fare di questo prodotto un prodotto che aiuta subito, dopo essere stato somministrato alla pianta, a superare quelle fasi di stress a cui può andare incontro, che dopo andrò ad elencare. Un'altra particolarità di iFasting Force è il pH. Ha un pH molto basso che lo rendono particolarmente abbinabile, adeguato per l'abbinamento a insetticidi e fungicidi. Proprio perché il pH di questo prodotto, faccio un esempio, con un pH dell'acqua di partenza di 7,43, aggiungendone 500 ml per ettolitro riusciamo a portare il pH a 5, che è un pH ottimale per la distribuzione di prodotti fitosanitari. Oltre a questo, il prodotto è consentito in agricoltura biologica, attualmente registrato per la normativa nazionale, ma dal prossimo anno avrà il marchio CE. Ed è ulteriormente controllato da EcoCert, che è un ente accreditatore terzo che ne garantisce la qualità e il rispetto dei parametri. Questo è l'aminogramma di iFasting Force. A noi piace mostrare effettivamente come sono composti i nostri prodotti. Tante volte qualcuno ci chiede ma la composizione, questo aminogramma si trova su tutti i cataloghi, su tutto il materiale che distribuiamo. La cosa che risalta è l'alta percentuale di acido aspartico e acido glutamico che sono alla base del funzionamento di tutti gli altri aminoacidi, e faccio presente, anche se si nota poco, l'alta percentuale di aminoacidi liberi, che sono poi quelli che fanno effettivamente la differenza. Il prodotto quindi è un promotore della crescita e della moltiplicazione cellulare che va a stimolare diversi fattori. Il primo sicuramente è lo sviluppo dei tracci, delle infiorescenze e delle femminelle. Quindi, se distribuito nelle fasi iniziali di crescita della vite, abbiamo uno stimolo nella produzione di tessuto fresco e anche di preparazione alla fioritura. Successivamente distribuito dopo la fioritura va ad aiutare le femminelle, che sono quei componenti della vite che vanno a migliorare la qualità poi finale delle uve e dei mostri. Supporta la pianta nel superamento degli stress abiotici quali freddo, colpi di calore, post-grandinate, ovvero tutte quelle situazioni limite in cui la pianta o viene supportata oppure può portare a dei grossi problemi per quanto riguarda la produzione e la qualità delle uve. Aumenta l'uniformità di maturazione e l'allungamento dell'arachide. Questo vuol dire che una volta distribuito il prodotto comincia a lavorare e mi va a migliorare l'uniformità di maturazione. L'allungamento dell'arachide nella varietà glera non è importante, più importante in varietà grappolo compatto come il Pinot o Chardonnay, e questo è stato dimostrato da diverse prove che stiamo portando avanti in tutta Italia. Se invece distribuito all'inizio della stagione o nel post trapianto delle barbatelle, abbiamo visto che c'è un'ottima azione di stimolazione del capillizio radicale. Il prodotto, se anche fatto il bagnetto prima del trapianto, se le piante e le barbatelle vengono messe a bagno e poi successivamente vengono irrorate con questo prodotto, stimola l'attecchimento e l'emissione del capillizio, oltre a una migliore ripartenza in caso di partenze stentate. Mi viene in mente il caso di alcuni Pinot Grigio nella zona di Fagarè, erano da anni bloccati, partivano male. Una miscela di nitrato di calcio, magnesio e iFasting Force permettono da 2 anni a questa azienda di ottenere una partenza uniforme con risultati molto interessanti per quanto riguarda anche la produzione. Le modalità e i dosaggi di applicazione sono praticamente 2. Infertiligazione 5-10 litri ettaro, si può, come ho detto, partire dalla fase del pregermogliamento, e fogliare 300-400 ml ettolitro.
Le fasi in cui noi consigliamo di distribuirlo sono dalle 5-6 foglie visibili e anche appena emergono i grappoli, quindi dalla fase di DCH 15-19, in prefioritura, post-allegagione e pre-invaiatura. Nel post-trapianto, come ho detto, limita lo stress e stimola la produzione del capillizio, in prefioritura irrobustisce ed allunga il rachide, in post-allegagione uniforma l'ingrossamento degli acini e limita la cinnellatura. In pre-chiusura grappola fino all'invaiatura stimola il rinnovo vegetativo delle femminelle e l'accumulo di acidità nel mostro, proprio per il forte potere veicolante che può avere nei confronti di altri prodotti messi insieme, adesso vedremo. Questa è un'esperienza che abbiamo fatto nel 2022 in Piemonte, nella varietà Roero Arnés. Praticamente la pianta era andata incontro ad un importante stress idrico, si vede praticamente che aveva anche marcato fortemente una forte clorosi. Cosa è stato fatto? Sono stati distribuiti trattamenti fogliari con Ifastin Force a 3,5 litri ettaro e un volume di irrorazione di 500 litri ettaro. In pratica, dopo 10 giorni, se si capisce la foto è la stessa, dopo 10 giorni si è visto un immediato rinvigorimento della pianta, un inverdimento molto interessante e siamo riusciti a far superare in maniera eccessa lo stress che la pianta aveva subito. Alla fine dell'annata anche la produzione è andata di pari passo con quella che è stato il miglioramento dopo lo stress. L'azienda però cosa aveva fatto? Aveva applicato del chelato di ferro che però distribuito da solo non ha avuto alcun effetto visibile. Questa è un'altra prova che abbiamo fatto nella zona sempre in Piemonte, questa volta nella varietà Nebbiolo. La varietà del Nebbiolo ha una problematica, praticamente negli ultimi anni si è vista una difficoltà nella maturazione polifenolica e quindi i viticoltori della zona hanno cominciato a praticare il diradamento manuale. Abbiamo provato ad applicare Ifastin Force assieme ad un altro prodotto nostro che è il Polyvaniad, che è un NPK idrosolubile con microelementi. Vedete le fasi di applicazione in cui noi abbiamo somministrato l'Ifastin Force. Nella fase di allegagione abbiamo applicato Ifastin Force e Polyvaniad assieme e successivamente abbiamo proseguito con Polyvaniad. I dati che sono emersi da questa prova sono stati molto interessanti. In pratica, con l'applicazione di Ifastin Force senza il diradamento manuale abbiamo ottenuto quasi gli stessi risultati. Quindi il prodotto che sarebbe stato diradato manualmente è rimasto sulla pianta, ottenendo comunque le stesse qualità del dirado manuale. Quindi abbiamo fatto ottenere all'agricoltore un discreto risparmio dato da minor ore lavoro che ha dovuto sostenere. E in pratica le cose che sono risaltate più di altre sono state delle evidenze sull'acidità totale e anche sulla percentuale di maturazione. Quello che noi adesso di IFA andremo a fare però non si limita solamente alla distribuzione del prodotto ma anche altre prove, e queste sono le prove che stiamo portando avanti. Vi ringrazio per l'attenzione e scusate se ho sforato. Comunque si è capito che il prodotto è valido, sì, questo non fuse niente. E quindi va bene, adesso passiamo invece a Corteva e prende spunto una cosa, no? Avevate proposto le micorizze, eccetera, quindi ecco, magari sarà un tema da affrontare il prossimo anno, no? Parlo anche con il dottor Marcuzzo, e quest'anno era prettamente un discorso fogliare, ecco, di intervento sulla fase fogliare. Avevamo anticipato i tempi forse. Quindi voi eravate già molto più avanti, però fate un passino indietro, un passettino indietro e andiamo a mantenerci anche su quello che è il tema e la proposta di questa annata qua. Quindi assolutamente da parte di Corteva parlo con il dottor Nicola Frasso e a te 10 minuti. Sì, grazie, buonasera a tutti, grazie per l'opportunità di presentare una soluzione per il vigneto. Io sono Nicola Frasso, sono il Testimonial Customer Agronomist per Corteva, nello specifico del nuovo segmento di Corteva che è Corteva Biologicals. Prendo l'inizio di questa presentazione per spiegarvi che cos'è Corteva Biologicals e qual è la strategia e la filosofia di Corteva Biologicals. Corteva Biologicals è il terzo pilastro di Corteva, quindi a fianco alla protezione delle piante, a fianco alla produzione di sementi
con il ramo Pioneer, Corteva sta entrando nel mondo della biostimolazione e della nutrizione speciale proprio con il brand Corteva Biologicals. Lo scopo è quello di andare a lavorare sulla protezione e la difesa del potenziale produttivo delle singole colture, esse orticole o fruttifere, costruire piante più resilienti, e qua appunto ci si lega anche al discorso e al tema di questo convegno specifico, e aumentare le prestazioni sia quantitative che qualitative. Come nasce Corteva Biologicals? Nasce dall'acquisizione che ha fatto Corteva 2 anni fa di 2 aziende leader nel mondo della nutrizione per quanto riguarda Stoller e della microbiologia per quanto riguarda l'azienda Simbor, quindi prodotti che entreranno nel catalogo dalla prossima stagione arrivano da queste esperienze. Arriviamo alla soluzione che Corteva Biologicals propone questo pomeriggio per la vite. Stiamo parlando di Utriscia N. Utriscia N è un biofertilizzante composto da Methylobacterium symbioticum SB23. È importante il nome e il cognome di questo specifico batterio perché è un ceppo brevettato e quindi è esclusivamente disponibilità dell'azienda Corteva. È una polvere bagnabile. Come si applica? Si applica per via fogliare a dose di mezzo chilo per ettaro. Il timing di applicazione che è stato individuato per la vite è BBCH 55, quindi in prefioritura. Come funziona il Methylobacterium e quali sono appunto le sue modalità di colonizzazione delle foglie? Si applica, come detto, per via fogliare ed entra all'interno della pianta attraverso gli stomi, quindi è importante avere delle accortezze nel momento dell'applicazione. Quindi è importante che la pianta sia in un corretto stato di vigore e che non abbia gli stomi chiusi, quindi mi raccomando, ecco, l'orario di applicazione è importante, preferire sempre le applicazioni al mattino presto per consentire che appunto il batterio possa entrare negli stomi. Una volta che è entrato negli stomi, questo batterio che cosa fa? Va e colonizza l'apparato fogliare, anche quello delle nuove foglie, perché all'interno della foglia il batterio andrà a moltiplicarsi e a svilupparsi, andando alla ricerca di che cosa? Di metanolo. Il metanolo è una molecola di scarto per la pianta che è naturalmente prodotta dalla dimetilazione di macromolecole quali il DNA, oppure le proteine, in particolare le pectine della parete vegetale. Quindi più la pianta sta crescendo, più il metanolo viene prodotto e più questo metanolo verrà utilizzato dal Methylobacterium per fare cosa? Per fare azotofissazione. Quindi utilizzando il metanolo come base di carbonio per il suo processo biochimico andrà a produrre azoto rendendolo immediatamente disponibile nelle foglie. Una volta appunto che il batterio è entrato nella foglia, cosa fa? Si muove per mezzo del suo flagello e quindi va a mobilitare nelle nuove foglie che la pianta sta producendo, e come vedete la temperatura anche ottimale per questo processo di colonizzazione ha un range molto ampio, stiamo parlando dai 10 ai 30 gradi. Una volta che il batterio è dentro le foglie, che cosa fa? Come detto, prende l'azoto atmosferico, che è assolutamente inutilizzabile da parte della pianta, e lo rende immediatamente disponibile lì dove serve, nella foglia, sotto forma di azoto ammoniacale, che è una forma di azoto da un punto di vista energetico più energeticamente favorevole per la pianta, quindi è molto veloce da organicare in aminoacidi e quindi poi proteine. Questo è un vantaggio per la pianta. Questa relazione con il batterio ha due vantaggi per la pianta. Innanzitutto il batterio utilizza una fonte di carbonio che è uno scarto per la pianta, il metanolo non ha alcune attività o funzioni per la pianta ma è solo uno scarto, e il secondo è quello di dare azoto in una forma estremamente utile e efficiente. Quindi la pianta ha poi la possibilità di utilizzare energia e risorse energetiche per attivare tutta una serie di vie metaboliche secondarie ed essere quindi anche più pronta a reagire agli stress biotici e abiotici che avvengono durante la stagione.
Vediamo alcune esperienze, alcune prove fatte nel corso degli anni. Quest'anno abbiamo sperimentato Methylobatterium su 5 vitigni diversi in giro per l'Italia e abbiamo ottenuto un aumento medio produttivo del 6,5%. Non solo però quantità, ma anche qualità. Questa è un'esperienza fatta in Germania nel 2021 su vitigno Riesling. Si è preso mezzo ettaro trattato con Nutricia-N, PBCH 55 e mezzo ettaro non trattato, e si è andato a verificare come variabile l'APA, quindi il contenuto di l'azoto prontamente assimilabile nelle uve, e verificando come l'applicazione con Nutricia-N abbia effettivamente aumentato l'azoto prontamente assimilabile, e questo è un vantaggio importante da un punto di vista enologico per poi avere quindi l'inizio, lo start delle fermentazioni in cantina più rapido, senza dover ricorrere esageratamente a degli starter, prodotti starter. Altre esperienze sempre nel 2021, siamo in Italia a San Vito al Tagliamento, su Pinot Grigio abbiamo avuto e confermiamo le risposte sia in termini quantitativi sia qualitativi, in quanto c'è stato grazie all'applicazione di Nutricia-N un aumento in termini di produttivi, tonnellate etero del 3,5%, ma anche un aumento del grado Brix, proprio perché la pianta è stata più portata a utilizzare in una maniera efficiente l'azoto che era direttamente disponibile nelle foglie, avendo quindi un metabolismo secondario molto più efficiente e vigoroso. Quindi questo per ricapitolare un pochettino i benefici che porta Nutricia-N. È l'unico azoto fissatore che agisce nelle foglie, quindi là dove l'azoto serve, migliora l'efficienza metabolica della pianta, aumenta la produzione e migliora i parametri qualitativi dell'uva. Chiudo con il posizionamento di Nutricia-N durante la stagione, a fianco a tutta una serie di nuove soluzioni che Corteva Biologicals porta sulla vite. Queste sono alcune soluzioni sia di nutrizione speciale sia di biostimolazione, che hanno azione sia fogliare che radicale, quindi stiamo parlando di soluzioni per il post raccolta fino ad andare alla maturazione e alla raccolta. Io con questo ho concluso e credo anche in te. Naturalmente la Corteva. Passiamo ora a Eno France Italia. Buonasera a tutti, vi ringrazio. Con Daniele Gerardo Mattia, sono in sostituzione del aveva fatto bene a non dire niente. Ecco. Brevemente, chi è Eno France e perché si è dedicata al progetto Nuteris. Eno France è un'azienda che storicamente produce biotecnologie per l'industria enologica, e l'ultima arrivata appunto è la gamma Nuteris, che fa parte di un progetto della cosiddetta agroenologia ragionata. Chiaramente perché nasce questa tipologia di progetto? I colleghi l'hanno già detto precedentemente, nasce da una problematica sempre più crescente, sicuramente dovuta in gran parte al cambiamento climatico, e parliamo quindi delle due forze più contrapposte, quindi degli stress abiotici e degli stress biotici. Quindi parliamo ovviamente di pressione fungina, parliamo di patogeni e parliamo chiaramente anche di tutto quello che può essere legato strettamente appunto all'innalzamento delle temperature, come abbiamo visto precedentemente dai grafici mostrati. Una cosa molto interessante che ci fa ragionare e ha dato il via appunto allo sviluppo di questo progetto e quindi di questa gamma di biostimolanti è quella che noi riteniamo una delle due forze che si contrappongono. Quindi siamo ovviamente di fronte a questo cambiamento climatico che comporta, lo vediamo tutti direttamente in cantina ma anche in vigneto, una maggiore predisposizione agli stress, quindi un innalzamento dei valori di pH, una
abbassamento dell'acidità, una pressione microbiologica in campo importante che si riflette poi in cantina, e questo si contrappone a che cosa? A una richiesta di mercato per quanto riguarda la parte direttamente vino di prodotti più moderni, più freschi, che siano sempre in tendenza verso quella che è la maggiore bevibilità. Ecco, appunto per questa serie, diciamo, di argomenti abbiamo deciso di puntare a che cosa? A cercare di avere un trade union tra quello che è direttamente la parte di campo e la parte di cantina, quindi un'unione diretta che permetta all'enologo di lavorare in maniera più precisa direttamente con il prodotto uva. Quindi cerchiamo di fare che cosa? Di massimizzare il potenziale dell'uva, lavorando chiaramente garantendo maggior protezione, maggior resistenza, con le tappe appunto obbligatorie sia vigneto che successivamente poi cantina. Ecco che è proprio per questo che nasce il progetto di agroenologia ragionata della gamma Licteris in grembo all'azienda Bernas. Nello specifico è necessario, importante, è già stato detto, concentrarsi su che cosa? Sì, sui prodotti, ma soprattutto sui momenti di applicazione, quindi durante le fasi fenologiche, quali sono i momenti migliori. In questo caso parliamo appunto di una gamma Licteris di biostimolanti. Sono 4 prodotti per 3 itinerari precisi, quindi bianchi, rossi e base spumante. In questo caso abbiamo un prodotto, l'Enoteris Fleur, che è, diciamo, polivalente, quindi utilizzabile in tutti e 3 gli itinerari, ed è un prodotto che si utilizza nella fase diciamo di bottoni fiorali agglomerati e successivamente ripetuto una volta che avviene la separazione. Enoteris espressione, diciamo, per gli itinerari rossi, che si utilizza nella fase di grande pepe e successivamente la chiusura del grappolo, e poi 2 prodotti da bianco, base spumante e bianchi, diciamo, aromatici, che sono Enoteris Aroma e Enoteris Fraîcheur. In questo caso in invaiatura e, diciamo, da una settimana a 10 giorni successivi ad essa, quindi con una doppia applicazione. Per riassumere e per concretizzare cosa sono, diciamo, questi 4 prodotti della gamma Enoteris, quindi questi 4 biostimolanti, parliamo di Enoteris Fleur come di un prodotto che è in grado di ridurre quelli che sono i fenomeni di acceleratura, di asincronia, di ridurre chiaramente tutto quello che fa parte, diciamo, della parte di stress principale nella fase di fioritura, per permettere quindi una, diciamo, una massimizzazione dello sviluppo fenologico della pianta. Per quanto riguarda Enoteris Espressione, quindi prodotto da Rossi, è un prodotto molto interessante che lavora sulla stimolazione e sulla divisione e distensione della parte cellulare, quindi questo permette di avere un'omogeneità maggiore a livello appunto di conformazione del grappolo, di peso del grappolo stesso e di contenuto successivamente di componente polifenolica. Passando per Enoteris Aroma, che invece è un prodotto che lavora in maniera consistente verso un grande apporto aminocidico, che ci permette quindi successivamente di lavorare in una condizione di maggior shelf life del vino e di arricchire quelli che sono diciamo, i precursori aromatici all'interno della bacca. Enoteris Fraîcheur è dedicato invece prettamente a quelle che sono le basi spumanti, sia per metodo Charmat che per metodo classico, dove si vuole chiaramente primeggiare quello che è la freschezza e diciamo, ridurre il più possibile la propensione all'ossidazione successivamente in ambito vino. Questo è un progetto appunto che nasce, diciamo, 7 anni fa, 5 anni fa in Francia, lanciato successivamente in Italia nel 2023 come lancio commerciale, e è un progetto a cui, diciamo, strizziamo l'occhio per il futuro, perché riteniamo sia effettivamente un passo obbligatorio, quello di unire ciò che si può fare direttamente in vigneto per massimizzare al limite, diciamo, quello che è la risposta poi successiva a vino. Quindi fa parte di un percorso che parte dal campo e arriva al bicchiere attraverso tutto quello che è il know-how attuale e futuro, in questo caso della nostra azienda, dove lavoreremo in maniera
certosina per cercare di lavorare su tutte quelle che possono essere le biotecnologie più importanti e fruibili in campo appunto applicativo. Io con questo ho concluso, vi invito a consultare il sito Nettoris per maggiori informazioni tecniche e può contattare il collega che oggi sostituisco, che è il referente principale appunto del progetto Nettoris. Grazie. Ne ha parlato il posto di Daniele Pezzinato, quindi l'ha sostituito penso in maniera molto egregia. E chiudiamo con questa carrellata qua con la dottoressa Karen Casagrande della Calos, e quindi vediamo cosa ci propone la sua società, dottoressa. Buonasera a tutti anche da parte mia, sono Karen Casagrande, sono caporedattrice Veneto per Calos e oggi vi parlerò di salute e benessere delle piante attraverso le piante e in particolare di induzione di resistenza allo stress termico e idrico. Calos si occupa da più di 20 anni di benessere e salute delle piante attraverso lo sviluppo di diverse linee di prodotti che si occupano di nutrizione fogliare, induzione radicale. Oggi vi parlerò della linea Benestar e di quei prodotti che intendiamo sviluppare coinvolgendo e valorizzando le potenzialità del metabolismo vegetale, con un focus particolare sulle risposte che danno le piante agli stimoli ambientali, biotici o abiotici. Da qui nasce in Calos il progetto 3R, progetto che mette in campo 3 strumenti chiari, 3 mezzi tecnici, 3 prodotti, Resolve, Repente e Resistar, che hanno in comune solide conoscenze scientifiche, cioè uno studio della fisiologia della pianta prima di tutto, poi la messa in campo di studi sperimentali finalizzati poi all'ottenimento di protocolli operativi specifici che ci permettono di intervenire modulando le risposte agli stress in modo specifico, sfruttando dei meccanismi già presenti all'interno delle piante. Questo ci garantisce con il trattamento sostenibilità, l'equilibrio all'interno delle piante, chiaramente, ma soprattutto l'efficacia. Già presentato in sede al Foro Fitoiatrico Interregionale 2 degli strumenti presenti all'interno del progetto 3R e in particolare l'utilizzo di elicitori di diversa derivazione che possono modulare all'interno della pianta delle risposte immunitarie, con Resolve la produzione di proteine antifungine che consentono un supporto alla difesa antioidica e nel caso di Repente la produzione di proteine antimicrobiche o di fitoalessine in grado di supportare la difesa anticronosporica. Ma oggi io vi parlo di Resistar e quindi vi parlo di una cosa differente, delle risposte agli stress abiotici. Faccio un passo indietro giusto per contestualizzare l'utilizzo di Resistar. Sappiamo appunto che ad ogni stimolo ambientale la pianta risponde, ha una reazione, quindi in base a intensità e durata di questi stimoli io potrò avere una reazione differente, o meglio anche un'alterazione metabolica. La pianta mette in campo queste alterazioni metaboliche con lo scopo di garantire la propria sopravvivenza e spesso questo non è concorde a quelli che sono i nostri parametri per la produttività ottimale. Ma la cosa importante su cui ci vogliamo focalizzare è che il fatto che la pianta accenda o spenga proprio queste reazioni, queste alterazioni, ci fa capire che sono risposte modulabili e inducibili, quindi sulle quali noi possiamo di fatto intervenire. E quindi che cosa dobbiamo puntare? A indurre delle risposte che promuovano e mantengano sia la crescita che lo sviluppo della pianta durante la fase di stress, quindi non solo il superamento dello stress, bensì la gestione dello stress. Facendo un focus particolare sulle risposte allo stress idrico e termico, quindi ogni qualvolta ci possa essere un ritorno di freddo, piuttosto che un colpo di calore, piuttosto che uno stress idrico prolungato, che cosa avviene all'interno della pianta e nelle cellule vegetali? Un'alterazione del potenziale osmotico cellulare, con conseguente accumulo di soluti inorganici che diventano potenzialmente tossici e di qui a seguire anche un accumulo di reazioni ossidative, quindi la liberazione di specie reattive dell'ossigeno che possono materialmente danneggiare gli organelli preposti alle normali consuete attività metaboliche. Che cosa fa quindi la pianta? In questo caso deve cercare di riportare il potenziale osmotico ad un corretto funzionamento, ad un corretto livello, attraverso l'aumento di
molecole organiche chiamate soluti compatibili, cioè che tendono a riportare il potenziale osmotico ad un livello corretto, ma che contemporaneamente non debbano danneggiare tutte le altre attività metaboliche. Utilizzando che cosa lo fa la pianta? Gli strumenti che ha a disposizione, quindi deviando il metabolismo dei fotosintetati, quindi degli zuccheri, andandoli a ridurre in componenti più piccoli, quindi zuccheri semplici, accompagnati da delle altre molecole organiche che si chiamano osmoregolatori, che vanno ulteriormente poi a incidere in questo processo benefico. L'aumento di questi soluti compatibili viene percepito dalla pianta come un ulteriore induttore che porta al loro costante accumulo fino a che non abbiamo un superamento dello stress, e questo è progressivamente inducibile. Il problema è che chiaramente deve essere messo in atto, e questo porta in un certo senso ad uno spreco di energia, una cattiva gestione dell'energia, ed è qui che noi interveniamo attraverso Resistar, quindi attraverso l'utilizzo di composti organici che vengono di origine vegetale, che vengono proposti in una concentrazione ben equilibrata di zuccheri, in particolare zuccheri semplici e betaine, che fungono da innesco, che servono a sostenere questa partenza di risposta allo stress, garantendo una corretta gestione sia dello stress termico che dello stress osmotico, con il chiaro obiettivo di favorire la rapidità, quindi il rapido ripristino delle condizioni ottimali della produttività, supportando però dei meccanismi che vengono messi in atto dalla pianta e che quindi possono poi costantemente essere mantenuti anche successivamente all'intervento. Questo lo facciamo grazie a questo prodotto che è registrato come biostimolante e che contiene un 25% di carbonio organico, quindi una quantità importantissima di carboidrati per fare appunto in modo da dare un grande innesco alla regolazione del potenziale osmotico cellulare, accompagnato, come abbiamo detto in precedenza, con degli osmoregolatori, che abbiamo un 5% di betaine. Voglio ricordare inoltre che gli oligosaccaridi semplici presenti all'interno di questo prodotto, citandolo con mannitolo, che è una molecola importantissima proprio nella gestione e nell'induzione della regolazione di questo stress osmotico cellulare, insieme alle betaine, io cito la glicina betaina, hanno anche attività antiossidanti, quindi riescono a regolare quei danni cellulari che vengono provocati dai radicali liberi, in particolare per il mantenimento della vitalità di quei tessuti che durante lo stress hanno una fragilità particolare, possono essere più compromessi, per esempio i tessuti fiorali, che vengono danneggiati in modo più importante, spesso con danni che non riconosciamo immediatamente ma che visualizziamo più avanti nelle fasi fenologiche. Qui vi faccio vedere una prova che è stata fatta quest'anno nelle Langhe, che ha dimostrato come poter intervenire in previsione o prima, diciamo, del periodo più caldo che c'è stato a luglio, prima del picco di oltre 30 gradi che c'è stato in questo vigneto esposto a sud-ovest, dove l'intervento con appunto interventi da 1 chilo di Resistar ha garantito una riduzione della diffusione dei sintomi da scottature, sintomi da disidratazione di ben 24%, oltre a avere una riduzione della diffusione e anche una riduzione della severità di questi danni, quindi di fatto molti meno acidi sui grappoli. Sappiamo inoltre che appunto questa deviazione del metabolismo dei fotosintetati durante la gestione dello stress può incidere negativamente su alcuni parametri, lo hanno citato anche i colleghi prima, quindi incidere negativamente sulla fase di maturazione fenolica, quindi che cosa andiamo appunto ad apportare quegli zuccheri che altrimenti con la fotorespirazione e con nel pieno dello stress potrebbero essere tolti alla stabilizzazione di alcuni polifenoli come le antocianine, e qui vediamo proprio un confronto che l'applicazione di Resistar fatta durante il periodo da chiusura grappola alla piena imbaiatura consente di avere un andamento positivo dei polifenoli, in particolare delle antocianine, paragonabile al diradamento manuale, ma comunque mantenendo delle produzioni importanti, quindi anche oltre al non trattato. Come possiamo agire quindi con Resistar? Per la gestione degli stress idrici e termici, suggerimento di utilizzare 1 kg di prodotto, intervenendo in previsione dello stress, quindi dell'abbassamento o dell'innalzamento termico, oppure nelle fasi iniziali
dello stress, ma anche lo possiamo applicare in quelle fasi fenologiche dove possiamo avere un risultato benefico sia in termini produttivi e qualitativi, come per esempio appunto la fioritura per andare a ridurre i danni dovuti agli stress ossidativi, oppure nella fase dell'invaiatura dove andiamo a supportare la maturazione fenolica e la stabilizzazione del colore. Concludo riassumendo quindi che Resistart è uno strumento valido per la gestione dello stress termico idrico della vite, abbassamenti termici, sbalzi termici, eccessi di calore o siccità. La copresenza di zuccheri di osmoprotettori garantisce un'azione immediata, ma anche l'attivazione delle vie metaboliche già presenti e preposte alla gestione dello stress. L'utilizzo di Resistart in fioritura e all'invaiatura può supportare e migliorare le caratteristiche produttive e qualitative del prodotto finito. Io ho concluso e vi ringrazio. Grazie dottoressa. Casagrande, grazie, anche naturalmente a nome della società Kalos che ha rappresentato come al solito molto bene. Ho visto che avete fatto tante prove sul nebbiolo, e perché dopo arriviamo a produrre il Barbera, il Barbaresco, eccetera, quindi vini di pregio. Non parlo di tutti, ma diversi, ho visto le laghe, sono sempre interessanti per queste sperimentazioni. Se ci sono domande adesso passiamo subito, dopo avete anche la fiera da visitare, quindi stringiamo un po' i tempi e visto che c'è Virgilio già in posizione, approfitto per farlo parlare. Giusto? Virgilio, deve fare l'intervento? Sì, ecco. Pronto? Ecco. Mi sentite? Ok. Voce, Sì, grazie, sono Virgilio Pozzetto. Ho colto due, prima di tutto battuto, diciamo in causa. Se io fai la guerra a chi dà i dopanti agli atleti e animali, quando anni viene là i dopanti stimolanti alla vita, punto domani, perché qua è un problema grosso. Nebbiolo, o se va la settaia e casca per terra, come ha fatto? Quell'altro puoi sfogliare, mantenere la produzione bassa, sparando l'ore e l'ora della vita. Spiegami, è raspa serve tirare a bruciare o cosa ha fatto? Perché qua abbiamo le sentire, come si fa? Perché per me è peso, è caia. E dopo, qualcuno che ha 80 anni, 80 ore fa via, grazie a tutti i relatori, se devo fare progressi, non mi ricordo quando che si spiega un po' questo statuto è fatto, però adesso la tecnica è cambiata. Mi sono sempre stato per la qualità. Qua quasi tutti a parlare del aumento della produzione. Se Dio non fa la stampa, se Dio non fa la stampa, cosa fai nel? Se non puoi bere, cosa fai nel vino? Questo è un problema. Quindi inventare prodotti e mantenere la produzione costante piuttosto che a rendersi le cose. Grazie. Grazie Virgilio, naturalmente lui è sempre molto pertinente nei suoi interventi a seconda della successione delle annate. Ci sono altre domande o qualcuno che vuole rispondere a Virgilio su queste? Prego, ovviamente ecco. Sì, signor Virgilio, vado avanti, no, tranquillo. Praticamente nel non trattato, lui che ha fatto la raccolta, il diradamento, non aveva, lui ha fatto altri trattamenti. Là è stato portato dei trattamenti con del potassio, quindi la pianta è stata supportata, quindi non avendo trattato c'è stato l'aumento della qualità, quindi praticamente si arriva a quel risultato là, perché ha fatto il diradamento e nessun trattamento. Okay? E nel non trattato proprio è stato fatto solo i trattamenti fitosanitari, ma non trattamenti mirati per quel discorso là. Tranquillo? Ecco, anche la risposta molto pertinente. Ecco. Ci sono altri quesiti, altre domande, qualcos'altro, altrimenti noi chiudiamo e quindi vi ringraziamo innanzitutto per la vostra anche pazienza, perché non è facile stare qui un'oretta e mezza, eccetera, a sentire, ma ci sono le novità, ecco, più che mai necessarie per essere sempre attinenti e sempre aggiornati.
sul problema della viticoltura. Il dottor Filippo Codato, naturalmente direttore del Condifesa di Treviso Vicenza Belluno, a lei dottore la chiusura. Ma chiudo da qua, ringrazio chi ha avuto la pazienza di rimanere qua, ma è stato molto interessante la giornata, siamo soddisfatti di questa prima esposizione. Che cos'è che riteniamo fortemente interessante? Noi ci siamo occupati per 50 anni di difesa passiva, cioè di risarcire gli agricoltori sulle perdite derivanti da grandine, gelo e quant'altro. Abbiamo capito però che la difesa passiva non basta più, dobbiamo passare ad un concetto di difesa attiva da parte del viticoltore e da parte delle piante. Dobbiamo trovare il modo di stimolare tutte le risorse che le piante hanno per superare gli stress biotici, abiotici. Oggi abbiamo parlato in particolare di quelli abiotici, cioè lo stress idrico, lo stress termico, e abbiamo visto che ci sono delle soluzioni interessanti. Quello che dovremmo come consorzio fare è cercare di aiutare i nostri soci a capire anche un rapporto costi-benefici. Abbiamo visto oggi molti prodotti che hanno delle ottime, carte da presentare, dobbiamo però capire quando vale la pena passare una somministrazione di questi prodotti, una, due o tre, in una fase, nell'altra fase, perché il tutto deve tradursi ovviamente in una sanità della pianta, in una qualità del prodotto, in una quantità preservata. Lo dobbiamo produrre di più, dobbiamo riuscire però a garantire quella produzione che ci fa chiudere in pareggio il bilancio anche nelle annate difficili, e quindi è fondamentale che magari anche nelle prossime edizioni proviamo anche ad aiutarci a capire quel 3% di produzione, quell'incremento degli aromi, quell'incremento si traduce poi in una tutela del reddito del viticoltore, perché per noi la sostenibilità è fondamentale, ma è fondamentale anche in chiave economica. Quindi riuscire a valutare, quasi in un sistema di supporto alle decisioni, anche in ambito biostimolanti, anche in ambito di corroboranti, quando e quanto è utile intervenire. Quindi ovviamente non potremo permetterci di passare passatemi la battuta, i 15 trattamenti fitosanitari ai 15 trattamenti con biostimolanti e corroboranti, ma capire bene, perché anche l'intervento in campo ha il suo costo, ha il suo costo in termini economici e anche in termini di impatto ovviamente su impronta carbonica e quant'altro. Sappiamo bene quanto questi temi diventino sempre più sensibili e sempre più pertinenti anche nei nostri ambiti. Quindi è quello che penso che come sfida per Vinea Forum sia una sfida interessante, sia una sfida importante. Quindi ringrazio voi che avete avuto la fiducia oggi di venire a sentire questa prima relazione. Abbiamo avuto anche un seguito via web e i relatori che si sono prestati, e la sfida adesso sarà nell'anno prossimo, nei prossimi anni, quelli di poter dare sempre di più risposte pertinenti, non fermandoci solo all'aspetto commerciale e alla lusinga nel dire questo prodotto fa questo, ma questo prodotto fa questo e ti consente di tutelare il tuo reddito, e su questo saremo attenti come consorzio di difesa con l'aiuto del CREA. Colgo l'occasione per ringraziare il dottor Velasco, direttore di CREA, che ha dato da subito il suo supporto a questa forum e a questa iniziativa, e quindi concludo qui con un ringraziamento anche a CREA e a tutti i relatori presenti. Grazie.